Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi voglio live reaction di Napoli-Reggina Primavera, 16esimi di finale di Coppa Italia qui allo stadio di Cercola. Come sapete, quando riesco a venire a tutte le partite in casa del Napoli Primavera lo vengo a seguire sempre, le vengo a seguire con molto piacere. Quindi ragazzi, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale perché come sapete è tutto gratuito. Supportate il canale, il contenuto, anzi i contenuti che trovate sul mio canale, e seguitemi su Instagram perché a breve partirà il nuovo format ed è un qualcosa di figo che riguarda il Napoli, voi e me. Dai! Eccolo qui. Vai fratello, vai, aspetto solo te e il tuo gol. Dai, 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 voglio, dai. Mannaggia. Ah. La vita B. Primo vero tiro nello specchio della porta del Napoli. A Reggina inesistente, ne ha fatto un tiro in porta. Fine primo tempo, 0-0. Questa che avete visto nell'ultima clip è la primavera azione della Reggina. Non ha fatto né un'azione né un tiro in porta nel primo tempo. Noi qualche tiro in più l'abbiamo fatto, però è una partita abbastanza bloccata. Credo che questa possa risolversi solo con la pazienza, quindi speriamo bene il secondo tempo. Mamma mia, un coppalino l'ha pigliato. No! No, fratello, no! Stuici è andato vicino al gol, Arriva. No! Maro! Guarda che traversa. Peccato per sta traversa veramente bellissima di Giannini. Bellissimo tiro più che altro, no? Bellissima la traversa. Peccato. No! Mannaggia. Oh mamma mia. Sì! Lo sapevo, io l'ho detto, Vamos! Grandissimo Fratomo. Sono contento per Alastui, se lo merita, è andato più volte vicino al gol, tra l'altro l'ho detto pure all'inizio della partita, oggi segna. Vamos! Attenzione, mamma mia, mamma mia che parata che ha fatto. No, dai frate, dai. Non chiedetemi il perché, vi volevo fare un attimo questo colpo d'occhio, guardate qua quanto è bello. Cielo, Vesuvio, campo, calcio, la mia vita. Mamma mia che parata che ha fatto. Mamma mia, brivido finale, grandissimo Curti. Parata. Finisce così 1-0 e con un brivido nel finale, sventato da una grandissima parata del portiere.
Allora, ci tenevo a dire un paio di cose. Una partita nel primo tempo soprattutto abbastanza bloccata, un po' bruttina. Nel secondo si è vivacizzata la situazione, tra i migliori in campo Giannini, veramente sia in fase difensiva che offensiva si è fatto vedere tantissimo e mi è dispiaciuto per lui, per la traversa che ha preso da fuori aria, e anche Alastui. Diciamo che c'è stata una sorta di prediction, l'avevo predictato il gol, per fortuna è arrivato, vinciamo 1-0 in Coppa Italia e va bene così. Lasciate sempre un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E sempre Forza Napoli.